Signora Carmela, buongiorno, sto seguendo la vostra ricetta del ciambellone. Ho modificato un po' la ricetta. Mi sono messa pure il cappello come un ucciso e gli occhiali, così mi somiglia un po'. Un bacio, a dopo. Ho fatto 300 g di farina, 200 g di fecola di patate pane angeli, 4 uova e 300 g di zucchero, un bicchiere di latte, una bustina di vanillina e aspettate che vi faccio vedere. Avete portato questo dal vostro orto, la prossima volta mettetelo nel ciambellone che viene ancora più saporito. La Carmel, che profumo sto limone, mamma mia, che profumo. Imburrisco anche io, sto imburrendo con lo spray. Ora, signora Carmela, il ruoto l'ho imburrito. Ecco qua, il composto è pronto. Ora la mettiamo in forno. Ovviamente seguo la vostra cottura. Da Carmela, io ci aggiungo anche qualche cucchiaio di marmellata prima di infornarlo. Faccia vedere come sta pulito, provateci anche voi. Ecco qua, mettete un po' di marmellata e poi giratela così. Io volevo seguire le vostre modalità di cottura, però io tengo un forno ventilato, non lo so se voi ce l'avete uguale a me, e ho messo a 175 gradi per 40 minuti. Carmela, il ciambellone è pronto, poi calmo lo assaggio e vi faccio sapere come è venuto. Sull'arancia vostra, vedete signora Carmela, arancia e mandarino. Oh, vedete c'è anche un po' di marmellata. Carmela, questo ciambellone è un zucchero come voi. Un bacio zuccarello e grazie per il consiglio per il ciambellone.